Un unico impianto per garantire riscaldamento e acqua calda a 3 quartieri trevigiani. Possibile grazie alla rete di teleriscaldamento alimentata sulla centrale termica delle piscine comunali Natatorium. Potrebbe assicurare energia a edifici pubblici, abitazioni private di Santabona, San Paolo e Monico. Il teleriscaldamento non è altro che un riscaldamento a distanza, in cui un'unica centrale di produzione di calore produce energia termica per una molteplicità di utenze che possono essere anche distanti qualche chilometro dalla centrale di produzione. Questo progetto proposta allora in cosa consiste? Questo progetto parte da una realtà esistente di una grande centrale termica che è collocata nelle attuali piscine e impianti nuotatori di Treviso, e da lì ampliandola opportunamente e facendo un accordo con gli edifici limitrofi, che sono edifici importanti, che sono le 3 scuole della provincia, il Mazzotti, il Palladio e lo Scientifico, che dovrebbero garantire un assorbimento minimo di energia per la società che farà i lavori, affinché li faccia gratuitamente per il comune. Partendo appunto da questa centrale, facendo una dorsale lungo Viale Europa, ci si può collegare a una molteplicità di edifici sia comunali che privati, in modo da agevolarli nell'ottenimento della quantità di energia termica per il riscaldamento, diminuire le emissioni nocive in atmosfera e quindi ottimizzare la struttura di produzione termica diffusa sul territorio. Un unico grande impianto in sostanza al posto di tante piccole caldaie, quindi i benefici per l'ambiente sono evidenti. Ce ne sono poi anche per il singolo utente? Certamente anche il singolo utente ne beneficerà. Perché? Perché riuscirà a ottenere uno sconto almeno dell'8% sul costo del kilowatt termico che paga attualmente, e anche gli edifici pubblici qualche cosina in più, che si arriva a uno sconto del 10%. Inoltre sugli edifici verranno liberati quegli spazi che adesso sono adibiti a centrale termica, che verranno completamente dismessi, quindi verrà migliorata anche la sicurezza degli edifici, e non solo, si abbatteranno completamente le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria di terzo responsabile che si hanno con grosse centrali termiche collocate negli edifici sia pubblici che privati. Treviso Civica, uno dei gruppi di maggioranza in Consiglio Comunale, sottoporrà la proposta all'amministrazione. Abbiamo pensato che in un momento difficile come questo, dove si parla sempre di misure strutturali e non contingenti per la lotta allo smog, bisognasse lavorare. E abbiamo raccolto la proposta dell'ingegner Pascoli, che ci ha suggerito una direzione che è quella del teleriscaldamento. Sarà nostra cura ora trasmettere all'assessore Branchin, che è all'ambiente, questa proposta per vedere di andare avanti.